Servizio offerto dal maestro Cleo. Operatore esoterico dal 1979. Visto a Rai 1. Rai 2. Rai 3. Mediaset. E Sky. Specializzato in legamenti e ritorni d'amore. Oroscopo della settimana, da lunedì 20 gennaio al 27 gennaio 2020. Ariete. La settimana dell'Ariete si aprirà subito con una buona notizia: il Sole non sarà più in quadratura, non sarà insomma più lì per chiedervi il massimo, per domandarvi sempre il meglio. E subito la vostra energia migliorerà, tanto che vi verrà facile immaginare idee e entusiasmi alternativi, che rompano un po' con la pesantezza delle ultime settimane. Ascolterete poi in punta di orecchie la luna nuova che venerdì vi convincerà a spalancare cuore e mente verso qualcosa di nuovo, di diverso, di migliore, almeno sulla carta. Sabato, infine, sarete forse stregati da un Mercurio abile e gentile, dalla voglia di dialogare con voi stessi alla scoperta di un futuro che volete avvicinare, che volete meno lontano. Toro. In questo periodo potete contare sulla luce calda e riflessa di una Venere che sta comoda, che dà il massimo, che vi vuole bene, è in buon aspetto. Vi sentite insomma più solidi, più capaci di affrontare il destino, proprio quello verso il quale la luna nuova vi chiederà di guardare, quello da provare a conquistare, a vincere. E se Giove-Urano giocherà facendovi qualche strano scherzo, ecco che Giove saprà invece garantirvi sempre una buona dose di fiducia, di ottimismo nel destino e nelle sue pieghe. Sabato decidete di parlare in coppia, di usare un raro momento di ascolto per chiarire, per dire quello che sentite e che pensate a chi amate. Senza fretta, in modo chiaro e convincente. Gemelli. Finalmente una buona notizia, un incoraggiamento in questo cielo fatto solo di opposizioni, Marte, e di quadrature, Venere, ma anche di un Mercurio amico che ha però bisogno di stimoli per funzionare. Iniziando da lunedì, quando il Sole si convertirà all'aria regalandovi subito un look più luminoso, più coraggioso e capace di farsi notare. Non avrete paura di apparire originali e anticonformisti. Urano saprà influenzare indirettamente le vostre scelte, le vostre preferenze estetiche e relazionali, tanto che il novilunio di venerdì, anch'esso in trigono aereo, vi vedrà davvero capaci e coraggiosi, pronti a dare spazio alle intenzioni, alle ambizioni. Sabato sarete forti e decisi, perché Marte vi convincerà che ne vale la pena. Cancro. La settimana inizierà bene, con una buona notizia, con un piccolo incoraggiamento. Perché il Sole concluderà la sua opposizione e voi potrete finalmente percepire un calo dei pesi, delle sfide. Non dovrete cioè più dimostrare entusiasmo e passione a chi vi è vicino, anche perché non sembra troppo facile farlo. Giovedì Giove e Venere saranno vostri ottimi amici, per questo il tono dell'umore del Cancro sarà destinato a migliorare, a crescere rapidamente rendendovi felici, soddisfatti. Venerdì qualcuno potrebbe prendere una decisione, voi però decidete di essere solo dei buoni spettatori, di non intromettervi troppo lasciando che tutto segua il suo corso, la sua evoluzione. Alla finestra. Leone. Inizia la stagione antagonista, normale che il Sole sia opposto al vostro segno, che voi vi sentiate meno forti, più esposti e più sensibili alle logiche e alle preferenze degli altri. Ma non sarà troppo facile accettare il nuovo assetto energetico del cielo. Perché Giove-Urano vi convincerà forse a ribellarvi ai nuovi equilibri, alle nuove realtà che le stelle ci impongono. Poi, venerdì, dovrete assistere a una luna nuova che rinascerà nel cielo che avete di fronte, così che novità, scelte e cambiamenti di coppia diventino inevitabili, importanti. Ma la settimana vi concederà anche un frangente favorevole. Sabato Marte accenderà quel Mercurio lontano, aiutandovi a dire con coraggio e fermezza, a imporre una vostra decisione. Vergine. La vostra partita attuale si gioca soprattutto su due pianeti. Su quella Venere opposta, un faticoso invito a dimostrare dolcezza, sentimento e passione a chi amate, a chi avete vicino. E poi quel Marte quadrato che vi agita dal di dentro, che non vi lascia mai troppo tranquilli, che non vi consente di fidarvi di voi stessi e delle vostre idee. Un aiuto vi arriverà però da qualcuno giovedì,
quando cioè il sestile tra Giove e Venere consentirà alla Vergine di sentirsi capita, accettata, apprezzata, e la cosa vi farà piacere. Venerdì decidete di usare le vostre energie per risolvere piccole cose che non possono più aspettare, sabato invece lasciate parlare la passione, il bisogno di sentirvi i migliori protagonisti del weekend. Bilancia. Il sole è per voi un'energia che parla di cose lontane, di amicizie profonde, di sogni che si avvereranno. Ecco perché il trigono della stella, che inizierà proprio nelle prime ore della settimana, si trasformerà preso in un'occasione che avete per sorridere, per sentire che state davvero bene, che vi potete muovere, sperare. Giovedì, in particolare, mentre Giove vi regalerà un ottimismo molto speciale, Urano vi farà credere sempre nelle promesse del destino, nelle occasioni che dovete ancora incontrare, conoscere. Ottima la luna nuova che venerdì vi aiuterà a inaugurare una stagione leggera, simpatica e spensierata nonostante i soliti pesi, ci avete fatto l'abitudine. Chiacchiere e gossips in vista sabato. Scorpione. Va bene l'impegno pratico al quale Marte vi ha oramai abituati, ma ogni tanto c'è anche bisogno di dimensioni intime, di cose piccole e vicine, di affetti che sanno di casa. Sole e luna nuova, nei prossimi giorni, vi ricorderanno vigorosamente di una intimità che avete forse perso un po' di vista, smarrito per strada tempo fa. Per fortuna, però, potrete pur sempre contare su alcuni punti di forza che vi aiuteranno a recuperare velocemente il distacco, persone e affetti particolarmente aperti e accoglienti giovedì, dialoghi intelligenti e molto proficui, grazie probabilmente alla vostra capacità di dire e di convincere, sabato insieme a quel Mercurio che vi sarà di grande aiuto. Sagittario. Non basta essere mossi dalla forza ostinata e coraggiosa di Marte, che rischia altrimenti di diventare un peso, un'ossessione, ma è anche importante provare a dare una forma e uno stile al tutto, altrimenti non è più divertente. Da questa settimana il sole vi renderà belli, oltre che forti, capaci cioè di contagiare tutti con la vostra energia, senza imporvi ma facendovi amare. Giovedì farete infatti pace con l'armonia, sia con quella esteriore che con quella che vi rende leggeri, che vi tranquillizza, in vista poi di un fine settimana durante il quale, finalmente, potrete condividere le vostre passioni con chi amate, con chi, come voi, avrà voglia e bisogno di agire, di non restare con le sue stelle in mano. Capricorno. Da questa settimana termina la stagione del Capricorno, il tempo che il Sole mette a vostra disposizione vivendo tra le stelle del segno. Sole e Luna, quella nuova che rinascerà venerdì, faranno di tutto per rendere molto più pratico e materiale ogni vostro momento, per dare finalmente forma e sostanza alle promesse, ai pensieri e ai propositi che avete coltivato, forse con grande cura, nelle ultime settimane. Giovedì divertitevi a immaginare occasioni e possibilità di crescita, perché Urano e Giove vi renderanno abbastanza coraggiosi e fantasiosi per poterlo fare. Ricordatevi che siete un segno amato dalle stelle, abbastanza pop in cielo da potervi permettere qualche lusso in più. Acquario. Vero, negli ultimi mesi avete spesso sofferto di scarsa attenzione da parte delle stelle, di uno strano silenzio che vi andava stretto, perché non vi consentiva di vivere da protagonisti il momento. Ma ora tutto cambia, e voi sarete improvvisamente al centro della settimana. Perché? Perché lunedì il Sole sarà in Acquario per dare inizio alla stagione del segno, buon compleanno, perché venerdì la luna nuova del mese ripartirà proprio da voi, caricandovi di voglia di fare, di ricominciare, di ripartire. Urano però si metterà spesso di mezzo, proverà cioè a rallentare i vostri propositi, i vostri entusiasmi, ma voi non consentiteglielo. Sabato usate la vostra grande intelligenza per conquistare qualcosa di molto speciale. Pesci. Aspettate fino a metà settimana prima di provare a parlare a voi stessi, prima di cercare cioè di dialogare con la vostra energia. Giovedì Venere, bella, anzi bellissima nei pesci, flirterà con Giove, aiutandovi così a ristabilire un contatto con la parte migliore che possedete, con il vostro spirito più libero, quello più vero. Venerdì la luna nuova vi aiuterà invece a fare qualcosa che cambi le regole, che vi faccia dire di no, ci vuole forza e coraggio per farlo,
A persone e abitudini che sarebbe meglio provare a dimenticare. Godetevi infine il weekend, un tempo in cui le persone che amate saranno entusiaste, felici e appassionate, pronte a trasmettervi una gioia tutta da vivere, da respirare.